Grazie Presidente, non devo fare altri discorsi, ma voglio ricordare a tutto il Consiglio, ho fatto già con lei la Sala Viscagno, che ho avuto l'onore, il privilegio, anche la fortuna di avere qui in visita il Presidente della Repubblica quando nell'ottobre del 1993 lui era Presidente della Camera in occasione della inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Cassino con il lettore Federico Rossi. Lui venne a inaugurare l'anno accademico e prima di l'anno accademico venne qui a renderci visita in questa sala consigliare. Io avevo la fortuna, ripeto, e il privilegio di essere sindaco e di accoglierlo come sindaco. Io credo grazie ancora per la sua presenza e non la vedo mai. Il giudice costituzionale professor Mattarella, siccome lei ha citato, ha ricordato anche a me la data esatta di quando venne la Presidenza della Camera, ottobre 1993, solo guarda caso che anche allora ci saranno trovato sono problemi virtuosi. Volendo andare un po' più indietro con ricordo, dato che ho il privilegio di ricordare che accade 70 anni fa, io rammento le prime visite a Roma dopo la liberazione della capitale, non c'era collegamento ferroviario, nulla, si poteva raggiungere la città con fortuna. Ricordo che quello che rimase impressionante per me trovai l'ospitalità sul campo per poter arrivare a Roma, dove c'era un incontro tra rappresentanti